Marco Busato e Davide Lovat di Veneto Stato. Stasera è previsto un incontro tra il partito indipendentista, uso un termine, scusate, dovrebbe arrivare, ma speriamo che non sia l'unico assente di questo gruppo di incontri, anche Centro Democratico, che fa parte dell'alleanza di centro-sinistra che compete per il governo del Paese. Erano invitati Miriello e Donati, abbiamo aspettato più del quarto d'ora accademico. Cominciamo però dal candidato al Senato, numero 1 Marco Busato. Domanda immediata: nella vostra presentazione c'è una foto provocatoria, diciamo, no? Tutti i candidati con davanti il logo di Veneto Stato col volto coperto e con un'affermazione: se verremo eletti non andremo a Roma. Ce la spiega un po' meglio? Sì, la spiegazione della nostra campagna elettorale è questa. Cioè, noi ci basiamo su un fatto molto semplice. Ci siamo dibattuti tantissimo all'interno del nostro maggior consiglio, che è l'assemblea di tutti i soci. Soci o tesserati? Soci, solo soci ordinari. E dove dovevamo decidere se c'era l'opportunità politica di presentarci o meno alle politiche. Essendo noi un partito che vuole l'indipendenza del Veneto, ad alcuni sembrava magari poco opportuno il fatto di presentarci alle politiche. Purtroppo, come tutti i piccoli partiti, abbiamo delle grosse difficoltà economiche, perché non volendo i rimborsi elettorali, ma basandoci solo sull'autofinanziamento, abbiamo bisogno tantissimo di guadagnare visibilità, e quindi quale veicolo migliore se non presentarci alle politiche, dove 3.800.000 elettori veneti potevano finalmente vedere un nuovo simbolo, che è il simbolo di Veneto Stato. E ovviamente il messaggio che deve passare non è quello, no, della classica carrega romana, ma il messaggio che vogliamo far passare è che l'indipendenza è possibile, è legale, in maniera pacifica e democratica, con il consenso dei veneti si può raggiungere, e lo scopo quindi non è una campagna personalistica come fanno tutti i partiti tradizionali, ma quello che deve passare è il messaggio indipendentista. Ecco, il vostro elettore sa questa cosa, quindi sa che se il voto viene dato per manifestare un'appartenenza più che per mandare un suo rappresentante nel governo nazionale. Lo sa, è cosciente, oppure dice: ma visto che il voto poi in fondo è utile che venga conosciuto il movimento, lo chiamo un movimento, ma anche se è un partito, però comunque se scelgo qualcuno non mi va a rappresentare, a quel punto il voto lo do a qualcun altro. Se è valido questa seconda ipotesi, il vostro elettore chi potrebbe votare? Vede, lei ha detto una parola magica: voto utile. Tutti usano un voto utile, no? Oggi si dibatte tantissimo sul voto utile e il voto non utile. Il voto utile è oggi per Veneto Stato. Perché? Perché dietro a Veneto Stato c'è un progetto credibile, attuabile, che se messo in pratica domani mattina abbiamo la possibilità di tornare ad essere quello che siamo sempre stati, cioè la locomotiva d'Europa, il mitico Nord-Est, e riacquisire quella famosa serenità che oggi nelle famiglie l'Italia e il suo sistema, oserei dire mafioso, ci ha portato via. Ci hanno portato via ormai non solo i soldi, perché ormai le famiglie, come dicevo prima, non solo hanno perso la serenità, ma hanno perso, ormai li stanno portando via perfino il sangue, visto che la sanità ormai si paga. Ormai la giustizia è un fenomeno da baraccone, in quanto un processo civile per arrivare alla fine ci vogliono 10 anni, per un processo penale almeno 12. Non siamo più in grado di riuscire a dare un futuro, una speranza ai giovani veneti. Da qui il voto utile a Veneto Stato, perché dietro a Veneto Stato non c'è un programma basato sull'indipendenza, diciamo così, no? Campato per aria. C'è un progetto che nasce oggi e si esaurirà nel 2015, dove una coalizione indipendentista, grazie al lavoro che stiamo facendo sul territorio, riuscirà, è quello che ci auguriamo, anche grazie al voto che esprimeranno i veneti in Veneto, nel 2015 ad avere una maggioranza indipendentista in Consiglio regionale. Quindi, rifacendoci a quello che è il diritto internazionale, riusciremo a indire un referendum e finalmente tornare ad essere quello che siamo sempre stati, e cioè una repubblica sovrana, indipendente, economicamente e politicamente da Roma. Approfitto un po' dell'assenza degli interlocutori
per fare un po' di domande ancora a lei, in modo da capire un po' bene anche, Sì. lo chiamo fenomeno, ma in senso proprio politico, in senso, ecco, questa volontà di indipendenza in diverse forme è da tempo che esiste in Veneto e anche in altre regioni. Non a caso la Lega adesso parla di macro regione europea, un discorso un po' diverso, magari lo affrontiamo dopo. Ma cosa distingue voi, per esempio, facendo strada Indipendenza Veneta, che sembrerebbe simile come obiettivi? E se la differenza non è così sostanziale, perché riprodurre lo schema romano? Dico romana che se non è Roma, io vengo da Roma, non è Roma la causa, l'effetto magari di certi malesseri, perché molti dei deputati politici quando dal nord calano a Roma o subiscono il virus o probabilmente il virus è nel DNA nostro. Ecco, dove c'è una differenza tale da frammentare il movimento che vorrebbe un'indipendenza totale o parziale del Veneto? Allora, bisogna essere chiari su questo aspetto. Allora, i partiti indipendentisti che vogliono l'indipendenza, la completa indipendenza economica e politica da Roma, oggi in Veneto sono solo due. E sono da un anno e Bello mezzo. Stato e Indipendenza Veneta, giusto? Esatto. E guarda, in Catalogna ci sono 4 partiti. Perché andare divisi? Questa è la mia domanda. Ah, sì, guardi, ma è super. Perché è un po' un fenomeno italiano, facciamo il bipolarismo e poi vengono fuori 40 gruppi parlamentari, È no? una cosa molto semplice. Il Veneto Stato quando è nato, poco dopo, c'era una minoranza, una maggioranza. Una minoranza diciamo così, aveva un'idea diversa di come procedere verso l'indipendentismo e c'è stata una scissione. Sono convinto però, visto che molti siamo ancora amici, ci sarà un'unità di intenti e ci sarà una condivisione nel momento in cui sarà necessario andare uniti, quindi non c'è un problema ideologico dietro a questa divisione. Loro non hanno fatto affermazioni che nel caso in cui venissero elette, avessero rappresentanti eletti non andranno a Roma. No, l'hanno detto anche loro. Lo stesso atteggiamento. Sì. Una domanda a Lovat, poi facciamo un piccolo break e poi riprendiamo. Lovat da tempo è schierato per certe posizioni del Veneto, viene dalla Lega, è stato espulso dalla Lega ed è candidato ufficiale di Veneto Stato per le prossime amministrative di Vicenza, quindi candidato sindaco. Ecco, al di là delle probabilità di vittoria, adesso ci interessa ragionare sui contenuti piuttosto che sui numeri, poi i contenuti si costruiscono anche. Sì, i numeri si costruiscono anche sui contenuti, no? Dovrebbe essere così, non sempre è così, ma dovrebbe essere così. Nel caso in cui lei fosse eletto sindaco, perché se compete lei prova a diventarlo, poi dopo fa il meglio. Ecco, come fa a inserire la figura di un sindaco di un comune capoluogo con una politica di indipendenza della regione Veneto che comunque rimarrebbe inserito in uno Stato nazionale come quello italiano? Come si comporterebbe? Sì. Qualora io venissi eletto sindaco e qualora mi lasciassero fare il sindaco, cosa assai improbabile perché rifiuterei il simbolo del sindaco che è la fascia tricolore, sapendo bene che questo non viene permesso, ma io la rifiuto. Qualora, nonostante mi lasciassero... È reato o non è reato, no? Ci sono delle implicazioni. Qualora comunque mi lasciassero fare il sindaco, in questo momento sarei innanzitutto molto onesto con i cittadini. Col patto di stabilità e la carenza di risorse, oggi un sindaco può fare solo lo stretto indispensabile per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione. Viceversa, spingerei immediatamente verso l'indizione di un referendum a livello locale, previsto anche adesso dallo Statuto Comunale, per consultare i cittadini di Vicenza sull'idea di indipendenza, per cominciare un effetto domino da allargare poi a tutto il Veneto. Quindi anche altrove dove ci saranno candidati di Veneto Stato alla poltrona di sindaco, lo scopo sarà sempre quello primario di dare testimonianza all'idea. Poi la normale amministrazione, ripeto, qualora lo Stato italiano permetta a un sindaco di Veneto Stato, che a quel punto sarebbe democraticamente eletto, di svolgere il compito che il popolo gli ha dato, sarebbe costretto a fare solo l'ordinaria amministrazione, perché siamo in una situazione nella quale bisogna fare le nozze con i fichi secchi. Chiunque faccia promesse di altro tipo in questo momento sta mentendo la popolazione. Per cui ecco, una domanda sempre pratica, mi perdoni la praticità, ma serve a me a capire, ma anche per chi ci ascolta. Ecco, voi avete una filosofia di partenza, avete un obiettivo che è l'indipendenza, però dovete anche convincere le persone, i veneti, chi vi siete in merito, immagino, no? Non so se i veneti dal punto di vista della nascita, chi vi siete in merito, immagino, poi ci spiegherete, come diceva che una vostra
presa di potere in senso positivo, oggi potere si associa un significato negativo, sia utile a chi viene gestito. Ecco, ma rifiutare con un gesto simbolico la fascia tricolore non vi impedirebbe, per un gesto, per quanto importante e simbolico, non vi impedirebbe di dimostrare la vostra capacità di gestione al cittadino che vi scegliesse? È così importante il simbolo rispetto alla pratica, oppure... non è una critica, è proprio domanda. Rispondo, visto che sarei eventualmente nella io non ci credo a chi partecipa per perdere, no? Assolutamente. Ci possono essere difficoltà, poco probabili, ma se lei partecipa per il maggior numero possibile di voti, no? Quindi... Io dico che qui si fa una grande retorica sui simboli e invece si va a tradire la sostanza. Noi abbiamo una Costituzione italiana che è meravigliosa nella sua prima parte, per quanto fa schifo per la seconda parte. La prima parte è meravigliosa. Fino all'articolo 11, fino all'articolo 54. Sai che io ho scritto pure un libro che era intitolato L'Italia era un bel progetto, per conto della Biblioteca Bertoliana quando ero amministratore. Ho fatto il commento qui a Vicenza dei primi 54 articoli, in virtù del fatto che è la mia materia, la filosofia del diritto. L'Italia era un bel progetto perché la Costituzione è meravigliosamente scritta, ma è fortemente disapplicata. Qui siamo il paese dei simboli, delle belle parole che poi non vengono tradotti in concreto. Se il Veneto è stufo di questo matrimonio fallito è proprio perché non è stato dato un seguito. Perché rifiutare un simbolo? È un atto politico, perché a quel punto lì dico è inutile che ci vogliate mettere addosso fasciarci di tricolore per imporre la demarcazione del territorio e quasi imporci una sudditanza, quando in realtà tutti i valori che quel simbolo dovrebbe rappresentare vengono puntualmente sconfessati. Dunque è un atto politico, proprio dichiarare dal momento che io nei valori ci credevo, ma il simbolo che li rappresenta poi è la dimostrazione che quei valori non vengono messi in pratica, allora rifiuto il simbolo. È una rottura simbolica di qualcosa che è molto più profondo.